Dal 18 aprile al 27 luglio, per 54 giorni, quasi il doppio rispetto ai 29 dell'anno scorso, torna il contributo d'accesso a Venezia città, sostanzialmente nei fine settimana, dalle 8:30 di mattina alle 4 di pomeriggio. Le modalità saranno più o meno come nel 2024, i prezzi no. Quest'anno la novità sarà che se tu arrivi all'ultimo momento, il contributo d'accesso che normalmente è di 5 euro diventa di 10 euro, perché tu gli ultimi 4 giorni di prenotazione, di arrivo, gli ultimi 4 giorni a quel punto là li paghi di più, li paghi il doppio, perché cerchiamo di far sì che la gente si prenoti per venire. Altra novità è l'allargamento del fine settimana anche al venerdì. Il contributo d'accesso è funzionato, dice Brugnaro, perché la realtà è che i flussi di visitatori a Venezia sono lievemente diminuiti e comunque non c'è stata la percentuale di crescita turistica del resto del Veneto. Ci saranno molti controlli, ci saranno, speriamo, poche sanzioni perché tutti quanti rispetteranno il regolamento. Chi non lo rispetterà, ovviamente ci saranno anche più sanzioni rispetto all'anno scorso, perché diamo per scontato che sia una misura maggiormente conosciuta. Accanto a Brugnaro e Venturini ci sono gli assessori Zuin e Costalonga ad ascoltare tutta la giunta e a sorpresa anche diversi esponenti dell'opposizione, perché il sovraffollamento turistico di Venezia passa anche per l'esplosione degli affitti brevi, ormai migliaia, anche interi palazzi, e da tempo le minoranze in Consiglio Comunale chiedevano al Comune di utilizzare la facoltà di regolamentare il fenomeno che il governo gli ha concesso dal luglio del 2022. C'era un emendamento Pellicani che era nato in un certo modo, che un po', come posso dire, fa capire l'orientamento politico della persona, no? C'era l'ex PC di una volta, il comunismo, no? Ma non per offendere nessuno, no? Ma l'idea è quella di dire io dico al privato quello che deve fare lui. E per cui ti divieto di fare più di 120 giorni. Non è la mia mentalità. Le locazioni turistiche non sono un disastro per le città, ma bisogna migliorarne la qualità. E questo è il punto di partenza della Giunta. Sostanzialmente, la nuova delibera che regola il fenomeno prevede l'adozione di determinate regole, ma solo per chi affitta oltre i 120 giorni anche non consecutivi all'anno. L'obbligo di accoglienza di persona del turista, quindi non più le chiavi dappertutto, appesi in ogni posto stranissimo della città. L'idea di informare bene il turista anche circa la raccolta differenziata, i giorni della carta, i giorni della plastica, l'obbligo di esporre il regolamento delle regole di Venezia, l'Enjoy Respect e altre piccole cose, tutte volte a innalzare la qualità dell'offerta.